Buongiorno Veneti, oggi è il 24 novembre 2024, è domenica perché noi Veneti siamo abituati a lavorare e purtroppo non abbiamo altri momenti per dedicarci alla politica, cioè per presentare anche il nostro movimento. Ci serve anche la domenica. Sono qua con la grande squadra di Indipendenza Veneta, area Cittadellese, alla mia sinistra Davide Pantano, il coordinatore Vittorino Zoccarato, Giampaolo Unizzi e il grande tesoriere del mio braccio destro Andrea Bisello. Grazie. Chi riprende è Sara, la nostra grande donna, sorella di Andrea. Ecco, abbiamo scelto questa location perché c'è la bandiera più bella del mondo, l'unica che riporta la parola pace. E noi siamo in piedi, voglio ricordarlo a tutti i soci Indipendenza Veneta. Ho fatto questo video perché abbiamo bisogno di tutti i veneti, perché abbiamo bisogno del tesseramento, perché come sapete bene noi non prendiamo soldi dallo Stato italiano, proprio non ne vogliamo neanche sapere. È necessario però il vostro contributo, siamo l'ultimo baluardo per tenere in piedi il popolo veneto, ma non lo dico con manie di grandezza o peccando di supponenza. Guardate quello che abbiamo fatto, siamo in piedi da 13 anni. E in 13 anni abbiamo sempre, purtroppo, dico anche purtroppo, previsto come sarebbe andata a finire. Come sarebbe andata a finire per l'autonomia, che chiamano autonomia ma è un decentramento amministrativo. E prima di attuare tutte eventualmente le funzioni per le 23 materie, bisognerà passare attraverso i LEP, livelli essenziali di prestazione. Lo sapete cosa vuol dire? Io ho fatto una serata dove c'erano il professor Bertolissi e un dottor Stradiotto che, pensate un po', hanno inventato persino una figura professionale nuova, esperto di LEP. Stringo, in poche parole, dovremmo dare altri 200 milioni alla Campania, tanto per dire, e 250 milioni alla Sicilia per attuare il LEP. Vi ho portato questa cartina che tiene il nostro coordinatore, per quello che sta avvenendo anche con i fondi del PNRR periodico. Il Veneto, questa è una cartina del dissesto finanziario dei vari comuni, il Veneto ha l'1% dei comuni in dissesto finanziario, significa 3-4 comuni che hanno avuto qualche problema. La Campania è al 36%, ebbene il governo Meloni sta dando 8 miliardi alla Campania e taglierà i fondi dei comuni veneti per 1 miliardo e 400 milioni per i prossimi 5 anni. Dove sono i politici veneti? Da nessuna parte. Perché sono tutti politici italiani. L'unico movimento del territorio è Indipendenza Veneta. Tanti soci di Indipendenza Veneta mi hanno detto: Michele, i veneti hanno paura della parola indipendenza, devi cambiare nome. No, guardate, non cambieremo mai nome. Noi restiamo Indipendenza Veneta perché solo l'indipendenza può portarci a salvare questa terra marciana. E indipendenza non vuol dire secessione. Non è la, perdonatemi, sciocchezza della Padania. Come dice Carlo Lottieri, indipendenza significa non dipendenza. Noi non vogliamo dipendere da nessuno, vogliamo la responsabilità e vogliamo una confederazione dei popoli europei. E tanti piccoli popoli, per prima cosa, non avrebbero fatto la guerra. E adesso abbiamo un'Europa che probabilmente entrerà in guerra con la Russia, danneggiando soprattutto il nostro territorio. Noi non vogliamo più averne a che fare con questi stati nazionali ottocenteschi falliti che fanno pesare, specialmente sul popolo veneto, un fardello chiamato imposte e tasse che si porta via il 70% della nostra ricchezza. Sti capannoni qua, prima o poi, non ci saranno più, e non sto esagerando. Guardate cosa sta avvenendo con l'industria dell'auto, la stanno mettendo a terra. Non stanno più proteggendo nessuno, stanno distruggendo la sanità pubblica per dare soldi all'Ucraina. No, guardate, prima bisogna tutelare i nostri. Io ho fatto un opuscolo informativo che parla bene, identità, libertà e rispetto. Identità perché siamo veneti qua, e lo dico anche in Veneto, anzi in dialetto padovan, perché il Veneto non mi aveva mai insegnato neanche a me. Scusa, non si può parlare veneto. Libertà. Libertà perché la libertà dei popoli, e hanno invece maltrattato i catalani, stanno negando tutto anche per quanto riguarda
altri popoli, gli scozzesi e altri fiamminghi. Un'Europa forgiata sull'identità di Draghi, della finanza, non dei popoli. Rispetto, questa parola qua è fondamentale, non la dice nessun politico italiano. Rispetto soprattutto per le future generazioni, perché siamo arrivati a 3.000 miliardi di debito pubblico, 3.000 miliardi, e questi qua li pagheranno i nostri figli. Altra cosa, per la famiglia non si fa niente, per i disabili 300 euro al mese di pensione, e poi abbiamo i parlamentari italiani eletti vergognosamente in Veneto che vanno a rubare i profumi in aeroporto e non vengono neanche condannati, e noi diamo 15.000 euro a questi signori qua e 300 euro al mese a un disabile. No, questo non è il Veneto non ha bisogno di questa gente qua. Noi vogliamo i veneti e vogliamo decidere da veneti. Dei veneti italiani, amici di Roma, non abbiamo più bisogno. Allora, per cortesia, ritornate a sostenere Indipendenza Veneta e a votare un partito del territorio. Noi siamo qua da 13 anni e non torniamo indietro neanche di un metro. Ciao a tutti e viva San Marco! Portera! Formar! San Marco!